Un intervento eccezionale, delicato, durato diverse ore. Il paziente è un bimbo di 9 anni affetto da gigantismo provocato da un tumore ipofisario. Il piccolo, che è stato seguito dalla pediatria di Vicenza, ha raggiunto 1,65 m. Ad operarlo al Cafoncello un team composto da Massimo Sonego di Otorinolaringoiatria e due neurochirurghi, Jacopo Del Verme e Domenico Billeci. Il gigantismo è una rara condizione clinica caratterizzata dall'eccessivo accrescimento somatico. Nel momento in cui questo ormone, per la presenza di un tumore benigno, ma comunque di un tumore, produce in eccesso durante la fase di sviluppo questo ormone, ecco che le dimensioni in altezza del piccolo diventano notevoli. Se non corretto, l'aumento della statura avrebbe potuto associarsi a patologie del sistema cardiocircolatorio e del sistema scheletrico sottoposto ad anomali sollecitazioni. Come sta ora il bimbo? Il bimbo sta molto bene, è stato dimesso, è stato controllato anche sotto il profilo anatomico delle fosse nasali e va tutto bene. L'ho visto, è in piedi, cammina, è felice, non ha alcun segno invasivo perché l'intervento si fa per via endoscopica, per cui nessun taglio, nessuna incisione. È tornato a casa e sta bene. I primi esami effettuati al Cafoncello hanno dato ottimi risultati. Noi abbiamo visto già il crollo dell'ormone dell'accrescimento a valori normali, abbiamo già fatto i controlli nel post operatorio.